Buongiorno a tutti, siamo qui in conferenza stampa per presentare la quinta edizione del Festival Internazionale della Letteratura Strandus, Testimoni del nostro tempo. Siamo arrivati appunto alla quinta edizione, sono qui con Giuseppe Manias, direttore artistico della manifestazione, Giovanni Caccioni, l'assessore alla cultura del comune di Serramanna, e interverranno anche Francesco Virdis, Noemi Ligi, gli artisti che appunto parteciperanno all'estemporanea, e Dino Garal, che invece è uno dei testimoni di questa edizione. Ora lascio la parola al direttore artistico, buona presentazione. Passo subito la parola all'assessore alla cultura di Serramanna, Giovanni Maccioni, che farà una breve intervista, una breve presentazione del festival. Grazie. Allora, come diceva il direttore artistico, io sono Giovanni Maccioni, sono l'assessore alla cultura del comune di Serramanna. Ho iniziato la mia attività, diciamo, all'interno dell'amministrazione da circa 2 mesi. Insomma, ho ricevuto in eredità dal mio predecessore, da Guido Carcangio, diciamo, l'organizzazione di questo festival. Sono molto orgoglioso di stare qui stamattina, soprattutto perché ritengo questo festival un momento che dà lustro alla nostra comunità. Siamo arrivati alla quinta edizione. Per me è un momento, insomma, anche di apprendimento in questi ultimi 2 mesi. Quindi in questi mesi ho seguito l'organizzazione del festival e pian pianino sto cercando di capire quelle che sono le sue dinamiche. Sicuramente vi darà maggiori dettagli il direttore artistico. Però mi preme sottolineare il fatto che questo festival coinvolge quella che è la realtà associativa di Serramanna, quindi il grande, la particolarità di questo festival è che tutti i cittadini, la cittadinanza di Serramanna è coinvolta attraverso le associazioni che curano parte del ricco programma del festival e poi vengono coinvolti tutta una serie di artisti che faranno le loro opere durante la presentazione dei libri. Un'altra particolarità di questo festival è che il festival è itinerante, quindi vede coinvolte diverse punti della cittadina di Serramanna e soprattutto entriamo nelle case in terra cruda di alcuni cittadini di Serramanna che ci ospiteranno durante questi 5 giorni del festival. Quindi un momento di coinvolgimento di tutti, un festival aperto a tutti e che vede anche poi la collaborazione dell'associazione della terra cruda, quindi l'amministrazione comunale che collabora con l'associazione nazionale della terra cruda perché siamo soci di questa associazione, ma perché il festival sta all'interno di un progetto più ampio che si chiama il progetto Terra Accogliente. Quindi attività all'interno delle case in terra cruda per restare appunto nel tema di quello che è la particolarità della nostra architettura. Ultime cose, il tema di questa quinta edizione sono i rifiuti, ricchezza o danno. Poi Giuseppe ci spiegherà meglio come andremo ad affrontare questo tema. Un'altra cosa importante è che il tema viene scelto
all'interno del festival. Quindi la scelta di questo tema è stata condivisa lo scorso anno dai partecipanti al festival stesso. Quindi ancora non siamo in grado di anticiparvi quello che sarà il tema del prossimo anno, perché appunto lo sceglieranno poi i partecipanti. Quindi dal 28 settembre fino al 2 ottobre Serramanna insomma sarà molto animata da questo festival. Speriamo insomma che oltre ai cittadini di Serramanna, che anche chi viene da fuori partecipi a questo festival. Speriamo veramente di avere un momento importante per tutti. Quindi vi aspettiamo a Serramanna. Grazie. Benissimo. Grazie Giovanni. Un ringraziamento lo si deve anche ovviamente a chi ci dà l'opportunità oggi di essere in diretta, che è Davide Bazzella, che curerà tutta la diretta streaming del festival, per cui a partire da questo primo appuntamento, che è quello della conferenza stampa, sarà seguito un altro appuntamento, che è una tavola rotonda, il 24 alle 10:30, anch'essa in diretta streaming, con i rappresentanti di vari festival. Oltre che quello di Serramanna ci sarà Capodanno e Sos Poetas di Seneghe con Luca Manunza, un rappresentante del festival invece di San Gavino, e poi un nostro grande partner che è il Festival di Anghiari, che è il primo grande festival con la LUA, che è l'Università dell'Autobiografia, con cui noi siamo appunto gemellati. Il tema si chiama rifiuti e noi voglio iniziare un po' a spiegare il tema dei rifiuti con una frase di uno dei nostri più grandi intellettuali organici, oltre ad essere stato un grande poeta, un grande scrittore, un grande regista, che era Pierpaolo Pasolini, che quest'anno è il centenario della nascita, che diceva questo dei rifiuti. Nei rifiuti del mondo nasce un nuovo mondo, nascono le leggi nuove. Dove non c'è più legge, nasce un nuovo onore, dove onore è il disonore. Nascono potenze e nobiltà, feroci nei mucchi di turi, nei luoghi sconfinati dove credi che la città finisca, e dove invece rincomincia, nemica, rincomincia per migliaia di volte, con ponti e labirinti, cantieri e sterri, dietro mareggiate di grattacieli che coprono interi orizzonti. All'interno del tema dei rifiuti abbiamo studiato 5 giornate. La prima giornata avrà come titolo, che sarà mercoledì 28, e si svolgerà presso la Casa Campidanese, oltre che a scuola, presso la Casa Campidanese a Sallasio, ci sarà appunto, avrà come titolo I colori del rifiuto. In questa prima giornata noi avremo un grande scrittore senegalese, autore di un libro importante, poi abbastanza significativo anche nel titolo, Noi italiani neri, storie di ordinario razzismo, autore già dal 1990 di libri autobiografici, che si chiama Pap Kuma. E se lui è un narratore di lunghissimo corso, invece abbiamo un'altra scrittrice, il cui libro tutta intera, edito in Audi, è uscito in commercio appena il 6 settembre. È una scrittrice ruandese, orfana, che viene, dopo i fatti del Ruanda, tragicissimi, arriva in Italia, ed era una delle voci più importanti di questi, io non li chiamerei nuovi italiani, forse sbagliamo a chiamarli nuovi italiani, di questi italiani che rappresentano una società multiculturale, e mettendo in evidenza alcune cose che nella nostra società non vanno, ci aiutano a crescere. E questa sarà la prima. All'interno di questo programma, quest'anno c'è un'altra novità. Avremo 5 altri performance, oltre ai nostri 5 artisti, che sono rappresentati da associazioni o da musicisti, che gestiranno i tre stacchi durante il festival con dei loro veri e propri spettacoli. Il primo sarà un coro di Serramanna, APS Kairos, e il titolo del loro diciamo, intervento si chiamerà Sfumature.
Una cosa molto importante che noi teniamo molto è quello di dire che tutti i coordinatori, ricordiamoci che noi siamo partiti con la prima edizione che aveva 5 autori, oggi arriviamo con un'edizione che ne ha 26, tutti i coordinatori sono tutti di Serramanna, quindi quelle sinergie che fanno di questo festival un festival della squadra, che gli artisti sono tutti e 5 tutti di Serramanna, è una cosa per noi molto molto importante, che dal basso riusciamo a fare un festival che va in alto nella memoria. La seconda giornata invece, poi alla fine parlerò anche ovviamente del festival scuola, la seconda giornata noi inizieremo con un appuntamento a cui io tengo moltissimo, perché ho avuto l'opportunità di conoscere la persona che ha lasciato questa memoria, ed è un libro che ci fa onore noi presentarlo in questo festival, perché chi ha scritto questa memoria della resistenza di Geppe ha deciso che il libro uscisse dopo che lui, diciamo postumo, dopo che lui non ci fosse più, ed è una testimonianza di quanta quella memoria sia anche figlia del rifiuto. La memoria è la memoria di un partigiano che per 30 anni non ha parlato del suo passato. E questo è anche un rifiuto della memoria. La seconda giornata, che si intitola Rifiuti perché ribelli, avrà la prima presentazione, grazie, coordinata da Marino. Allora, mi sono dimenticato che i primi 2 interventi di mercoledì sono coordinati da Federico Serratore e da Francesco Guerreschi. Il primo intervento della seconda giornata sarà coordinato da Marino Carcangiu e avrà come protagonisti Walter Faggio, che è il curatore della memoria di Nino Garau, e il figlio Dino Garau, che poi dopo sentiremo. Subito dopo c'è una testimonianza che ci riporta agli anni 60-70, ci riporta a Piazza Fontana, ed è la testimonianza con una graphic novel, quindi una biografia fatta in graphic novel di Claudia Pinelli. Il testo è scritto insieme a Silvia Pinelli e insieme all'illustratrice, si chiama Pino, vita accidentale di un anarchico, e ci ricorda un ribelle anarchico che fa la sua di cui si racconta la propria storia da parte delle figlie. La terza, ecco, l'intervento sarà a cura di un grande ricercatore della musica popolare e politica, Sergio D'Ursu. Il titolo si chiamerà Canzoni ribelli. La terza giornata avrà come titolo Rifiuti nel pianeta Sardegna. Voglio ricordare che durante la terza giornata verrà dato anche il premio Puzzolu. Ricordiamoci che Franco Puzzolu, grande vignettista dell'Unione Sarda, era di Serramanna, e noi gli dedichiamo un premio. I 2 interventi, diciamo, la sera sarà un incontro con Chiara Meloni e Mara Mivelli, coordinato da Deborah Succa, con la presentazione del libro edito Mondadori, Belle di faccia, tecniche per ribellarsi a un mondo grassofobico. Tra l'altro questo termine grassofobia è ancora un neologismo, non è entrato ancora nell'Accademia della Crusca, però è un libro molto interessante di queste 2 ragazze sarde che hanno scritto di aspetti con molta ironia, di aspetti molto, molto importanti. E poi ci sarà l'incontro con un vero protagonista dell'attenzione verso gli ultimi, un protagonista importantissimo, coadiuvato da un importante giornalista e scrittore che è Giampaolo Cassitta, che è padre Salvatore Morittu. Presenteremo un libro edito prima Arcadia e adesso Unione Sarda, Gli ultimi sognano a colori. Verrà coordinato da Maria Grazia Cossu. L'intervento il giorno sarà a cura dell'Associazione Tradizioni Popolari di Serramanna, che tra l'altro cura una delle 3 mostre che avremo per tutta la settimana durante il festival, che si intitola Polvere, seta e vecchie foto, i tesori nascosti di un tempo che fu. Come direttore artistico ringrazio sempre l'Associazione Tradizioni Popolari di Serramanna, che è sempre molto presente in tutte le attività, non solo quelle che gestiscono loro, ma anche in quelle generali del festival. Un grazie anche personale. La quarta giornata è interessante come tema, avrà rifiuti perché diversi.
La prima relatrice sarà Valentina Perniciaro. Valentina Perniciaro è una di quelle madri coraggiose, ma lo fa anche lei con molta ironia, figlia di un bambino, di questi bambini che hanno, cioè figlia, madre di un bambino che hanno queste malattie genetiche rarissime, si dice il bambino è tetrabondo, e ha scritto questo bel libro edito per Rizzoli, Ognuno ride a modo suo, perché questo bambino, lo si vedrete dai filmati di TikTok, ride in modo strano, verrà coordinato da Maria Grazia Meda e penso che sia un appuntamento molto, molto importante. Come l'appuntamento internazionale, voglio ricordare che il sabato noi daremo il premio Vico Mossa appunto ad autori che non per forza vengono dal panorama italiano, con Stéphanie Lebrun. Stéphanie Lebrun insieme a Hukmina Manuri ha scritto un libro Le bambine non esistono. Hukmina Manuri è una bambina afghana che in una parte dell'Afghanistan può vestirsi e comportarsi da uomo. Può vestirsi e comportarsi da uomo e vive da uomo. Questo fenomeno si chiama Baciaposh. E la cosa interessantissima è che questa bambina, queste bambine, quando poi diventano adulte, vengono date in dote a un uomo anche più grande di loro, quindi si devono sposare. E qua Hukmina fa un gesto coraggiosissimo, fa il gran rifiuto, dice no, io continuo a fare la combattente e a vivere da uomo, a vestirmi da uomo. E che cosa succede? Lei si veste da uomo, diventa una importante guerriera, una mujahideen, e attraverso questa sua fede, questo suo modo di comportarsi, diventa rispettata e quindi può rimanere a vivere da uomo. E questo è il fenomeno di Baciaposh, molto interessante, un fenomeno che non molti conoscono. Il libro è un bestseller internazionale, in Italia è stato tradotto da Piengiorno. La giornata sarà coordinata da Maria De Zucca. L'ultima giornata ce l'abbiamo fatta alla fine. Davide era già disperato, ci sta facendo chiudere. Ha come oggetto quello che ci poteva venire più in mente sui rifiuti, i rifiuti della nostra terra. E ci sono tre personaggi importantissimi all'interno dell'ecologismo nazionale, non solo, anche internazionale. Il primo è Antonio Cano. Antonio Cano, che è un esperto di zone interne, di origine sarda, autore nel 2005 per Einaudi di un libro molto importante, Lettera a mia figlia sull'ecologia, e che scrive, che presenterà un libro edito al Saggiatore, Il mondo in un carrello, cioè come si può partire a essere attenti all'ecologia partendo dalla nostra spesa. È anche un modo per farci fare autocoscienza e verrà coordinato da Elisa Carboni. Invece, subito dopo ci sarà un incontro con Francesco Sottile, un esponente anche dello Slow Food, ma docente all'Università di Palermo e un esperto di biodiversità, che presenterà il libro Dalla parte della natura, capire gli ecosistemi per salvare il nostro futuro, edito Slow Food. E poi un personaggio importantissimo dell'ecologia nazionale, tra l'altro l'editore di Libreria Editrice Fiorentina, che ricordiamo è quella che ha stampato i libri di Domilani, Lettera a una maestra, è un personaggio storico dell'ecologismo, uno dei primi antinuclearisti, uno degli angeli del fango di Firenze, un personaggio fondamentale che presenterà un libro, Libreria Editrice Fiorentina, La rigenerazione del bene comune. Questo è come si chiama, ma è fondamentale quello che si cerca di fare, perché la mattina, grazie alla fine di questa pandemia, riusciamo a rientrare nelle scuole dopo aver il festival dove non siamo rientrati. E il mercoledì saremo all'Istituto Michelangelo Buonarroti con un incontro con Wagner B, che presenterà il libro L'unico modo possibile, dalla resilienza all'azione. Il giovedì avremo 3 presentazioni con Fabio Coronas, che è l'illustratore di un bellissimo libro tratto dalle favole di Gramsci, e con Christian San e Valentina Spiga, questa è una cosa che mi fa molto piacere,
sono due autori di Serramana che presenteranno Rosas, Anime Invisibili, coordinati dalla via Francesca Chia. Sempre nelle medie, Papuma, che ha fatto la presentazione il giorno prima, andrà nelle scuole e presenterà questo suo libro per ragazzi, che poi non è solo per ragazzi, che è 20.000 morti, è un titolo 20.000 morti sul mare. Un'altra cosa è l'incontro il venerdì sera, perché è in collaborazione col CPA2 con Vincenza Russo, che è un'infettologa, ma che per tanti anni è stata medico in Africa, e racconta la sua testimonianza nel libro Le radici nell'acqua, coordinata da Eladia Piras. Il sabato, sempre mattina, l'attrice e autrice Rita Zeli insieme a Eva Rasano, bravissima illustratrice, presenteranno il libro Ricina e Ricetto. Abbiamo 3 mostre. Una mostra si intitola Nuvole di rifiuti, che sono le vignette di Franco Puzzolo, un'altra appunto Polvere Sette, vecchie foto, i tesori nascosti di un tempo defunto, a cura di associazioni tradizionali popolari, e poi un'altra mostra allestita da Mauro Podda, Codici estetici di Guido Ciarleo. Questo è un ragazzo autistico brasiliano che non parla, che non ha, ma che fa delle cose fantastiche con la tela, con i tessuti, con la lana, coloratissime. Fa tutto lui, taglia, ricama, ed è una cosa un libro molto importante. Ricordo ancora la tavola sui festival letterari che faremo il 24 settembre alle 10:30. Un'altra cosa sarà la scelta dei 3 temi, che come già diceva Giovanni prima, per quanto riguarda il festival dell'anno prossimo, e poi questo ci aiuterà a partire con un altro progetto che comincia adesso, lui si spera ancora, continuiamo a portare le cose, che sarà il concorso che faremo nelle scuole. Dopo la scelta del tema partiremo con un concorso letterario di autobiografia, sperando anche in gemellaggi con altri festival in cui si parla di storia autobiografica all'interno di un tema. Adesso io, ricordando che c'è l'estemporanea che non è una vera e propria estemporanea di pittura, ma è una performance artistica dal 28 al 2 ottobre, lascio per un breve intervento la parola a Francesco, per poi lasciarla a Dino Garo. Ciao, sono Francesco Virri, sono uno degli artisti che parteciperanno a questo bellissimo evento ricco di contenuti. Sicuramente per noi è un onore partecipare, sapere di poter dare il nostro contributo, arricchendo comunque un programma già fitto di personaggi e sicuramente presentazioni che nel tempo, nelle ultime 5 edizioni, è andata crescendo esponenzialmente, diventando un evento sempre più grande che abbraccia realtà diverse. E quest'anno essere stati inseriti in questo contesto ci rende felici, e ogni giornata dal 28 fino al 2, giusto? Sì. Ogni giorno vedrà partecipare uno di noi, artisti serramannesi. Abbiamo deciso di tenere comunque un formato simile, o tenere questa performance e fare accompagnare poi l'evento e restare comunque non nell'ombra, ma dare più un supporto anche di appunto qualcosa di diverso rispetto agli altri anni, come appunto dare spazio agli artisti serramannesi dove si svolgerà questo evento. Tutti useremo le tematiche poi appunto del rifiuto e di tutte le varie comunque giornate che avranno temi simili, ma che hanno un filo conduttore, comunque un tema che è questo del rifiuto, che fa da guida anche poi per le tematiche che affronteremo nelle nostre performance artistiche. Gli artisti vengono tutti da realtà leggermente diverse, io vengo un po' dalla street art e i graffiti, cercheremo di dare con la nostra visione tutti un po' così, un contributo attivo anche alla partecipazione della gente che sarà lì durante l'evento.
Magari possiamo ricordare il nome degli Sì, certo. così. Allora, Giuseppe Todd, nella prima giornata aprirà il Bisirene Servi, che è una ragazza che ha studiato come me, si è diplomata a Cagliari, poi ha frequentato l'Accademia di Belle Arti di Urbino, è stata lì, cioè, negli anni della triennale a sviluppare anche la sua tecnica pittorica. Poi c'è Giuseppe che a Serramanna Giuseppe Todd tutti conosciamo comunque anche come l'erede un po' del muralismo e delle tendenze di quel passato comunque artistico che ha poi dato la Serramanna dagli anni 70 insieme a altri paesi come in Sardegna, un po' questa identità così attraverso i murali. Comunque Giuseppe rappresenta un po' questo, figlio di questa tradizione. Poi c'è Sebastiano Pugello, che è il più giovane degli artisti serramannesi che parteciperà a queste performance. Al momento lui si occupa soprattutto di tatuaggi o comunque miniature, è una mano molto delicata, però secondo me è molto bello per lui poter partecipare a questo evento anche per poter esprimere in maniera diversa comunque quelle che sono le sue caratteristiche artistiche. Poi c'è Noemi Lici, che anche lei, a parte che ha contribuito anche all'ultimo, cioè questa amministrazione, parte integrante comunque del progetto dell'amministrazione, e in più è figlia di un notissimo artista che rappresenta un po' la storia, comunque il percorso artistico serramannese, tornando poi al discorso del muralismo che ci rappresenta un po' come identità. Luci di fondo ci sono io, ho già parlato di me, quindi diciamo che ci siamo tutti. Perfetto. Un'altra cosa, sì, anche questa è importante. Adesso passerei la parola a Dino Garau, che è uno dei nostri protagonisti nella seconda giornata, perché Ribelli, che è il figlio di Antonio Garau, Dino Garau, il comandante Cepper. Grazie innanzitutto, grazie agli organizzatori, in primo luogo a Peppe, per l'onore che ha fatto alla memoria di mio padre e a me come figlio, a parte nell'invitarci a questo festival importantissimo perché è un tema veramente fondamentale che diventa sempre più attuale e sempre più di primaria importanza, visti i timori personali che mi attanagliano. Ho paura che dal punto di vista planetario e non solo della nostra comunità, ci stiamo avvicinando ad avere una società dove i ricchi, sani e i belli avranno sempre più successo, mentre i rifiuti, in senso lato, qui parliamo di persone, verranno sempre più emarginati. Il concetto di rifiuti è fondamentale per la lotta di liberazione a cui partecipò mio padre e a cui diede il suo contributo. Dai rifiuti nasce la liberazione dell'Italia, dell'Europa e del mondo dalla dittatura nazifascista. Se non ci fossero stati i rifiuti, cosiddetti rifiuti, probabilmente il mondo non avrebbe avuto quell'evoluzione che la società non avrebbe avuto quella evoluzione positiva che ha avuto dalla fine della seconda guerra mondiale ad oggi. E il mio timore invece è che oggi si stia regredendo dal punto di vista delle libertà. Il mio timore è che i rifiuti verranno sempre più emarginati. Quindi plaudo alla scelta del tema, plaudo alla scelta del pezzo di Pasolini che riassume molto bene il concetto di rifiuti e mi auguro che questo festival sia l'auspicio per un futuro dove i rifiuti abbiano sempre più importanza e siano sempre più pregnanti nella società, nella nostra società. Grazie ancora. Grazie a te, Dino. Allora, prima di passare la parola all'assessore, poi nel caso i giornalisti volessero farci qualche domanda, siamo a disposizione.
Alcune cose che mi sono dimenticato perché il programma è troppo lungo. Allora, dico in tutte le case che sono la casa Boassa Lazio, la casa Onispaccini, piazza Gramsci, via Roma 38, i posti dove si il chiostro del convento dei Domenicani e rifiuti della nostra terra. Il coordinatore di Francesco Sottile sarà Walter Secci dell'Associazione Internazionale Città della Terra Cruda e l'incontro con Giannozzo Bucci sarà invece coordinato da Alessio Onnis. L'associazione, ecco, gli stacchi, il sabato ci sarà l'intervento intitolato Le compositrici dimenticate a cura dell'Associazione Musicale Giuseppe Verdi di Serramanna e invece la domenica Stefano Giaccone, che è stato nostra compagnia anche negli anni passati, con un recital di canzoni, I colori del vento. Chiedo scusa anticipatamente se mi sono dimenticato qualcosa, ma il programma è lunghissimo, sta già partendo nel sito e nella pagina Facebook e quindi tutte le cose le troverete lì. Un ringraziamento a tutti, se mi sono dimenticato qualcuno mi dispiace. Passo però la parola per i saluti finali all'assessore Marciano. Grazie. Allora, io insomma, avete visto un calendario ricco di appuntamenti, come dicevamo prima, che coinvolge veramente tantissime persone. Io volevo aggiungere insomma che abbiamo pensato per questa edizione visto che si parla di rifiuti dall'altra parte, di fare un festival, iniziare a pensare a un festival ecosostenibile e lo faremo con una piccola iniziativa che riguarda l'utilizzo delle bici elettriche, quindi lo staff si muoverà in bicicletta, quindi questo è un primo segnale che vogliamo dare anche rispetto alla riduzione anche dei rifiuti. Una cosa, per concludere, io voglio ringraziare tutti, ma dimenticavo un'ultima cosa, prima dei ringraziamenti, che abbiamo due iniziative partner che si svolgeranno nelle date del festival. Abbiamo giovedì 29 e venerdì 30 settembre la manifestazione, l'iniziativa Curiamo il Mondo, che è una manifestazione per la riqualificazione e valorizzazione urbana e a cura dell'amministrazione comunale in collaborazione con Legambiente, che si svolgerà anche questa nell'istituto comprensivo di Serramanna e nell'istituto Buonarroti. Un'altra iniziativa partner che si svolgerà domenica 2 ottobre alle 10:30 è la Pazieggiata, che è organizzata dalla Polisportiva Atletica Serramanna, che è un evento storico a Serramanna. Siamo arrivati alla 36esima edizione di questo evento, quindi una passeggiata ecologica per le vie e per le campagne del paese. Quindi grande fermento a Serramanna. Io vorrei concludere ringraziando in primis l'assessore o l'ex assessore Guido Carcangio, che mi ha preceduto per il sostegno che mi ha dato nell'andare avanti, soprattutto nell'organizzazione di questo festival, che io qui mi sento di dire che sicuramente continuerà e sicuramente crescerà sempre di più, spero anche con il supporto delle persone già coinvolte in questo festival. Ma per concludere voglio ringraziare i miei colleghi dell'amministrazione comunale, quindi sia i colleghi del mio gruppo, anche tutti quelli che sono i consiglieri, quindi anche la minoranza, per il sostegno che mi hanno dato nell'organizzare questo festival. Come dicevo, io sono entrato da pochissimo a far parte
del gruppo della Giunta. E poi mi preme ringraziare anche le aziende che stanno contribuendo anche economicamente alla realizzazione del festival. E soprattutto, insomma, dobbiamo ricordare anche che questo festival è finanziato dalla regione Sardegna e insomma è con il sostegno sicuramente finanziato, anche cofinanziato dall'amministrazione comunale e dall'unione dei comuni. Quindi diciamo un partenariato che sicuramente è vigente, sarà vigente oggi e anche nel futuro. Quindi veramente partecipate, io mi sento di invitare tutti a partecipare a questo festival. Quindi di nuovo vi aspettiamo tutti a Salamandra. Grazie. Grazie.